un vero e proprio golpe di Stato, che vede insieme il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, che hanno stabilito che in Sardegna l'esercito, dalla Nato a tutti gli eserciti del mondo, hanno inquinato con uranio impoverito e con torio, e che in quelle stesse aree non è più accettabile nessun tipo di disinquinamento, di bonifica, perché si utilizza una tabella per fare i condoni e sul piano dell'inquinamento davvero inaccettabile. Questa è l'urgenza. Questa è l'urgenza che aveva il Capo di Stato Maggiore della Difesa di introdurre in questo decreto urgentemente, prima che ci fossero azioni penali rispetto a chi ha autorizzato in quell'area, a scapito dei soldati, dei militari, l'utilizzo di armi sperimentate come quelle con il torio e con l'uranio impoverito, che hanno devastato un'intera porzione della Sardegna. Solo a Teulada 7.200 ettari, 35.000 ettari in tutta la Sardegna violate dalle servitù militari. E in realtà tutto questo è avvenuto con il silenzio complice. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è venuto nella Commissione Difesa della Camera dei Deputati e ha sostenuto che lì non si potevano fare le bonifiche perché c'era un sequestro dell'area. La Procura di Cagliari ha smentito, è venuta qui una sottosegretaria a dire ma in realtà quello che ha detto il Capo di Stato Maggiore della Difesa era un discorso colloquiale in Commissione Difesa, e soprattutto si è definito quel sequestro preventivo un sequestro atecnico di quell'area. In realtà però nella stessa comunicazione, ha detto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono state trovate tracce di torio nell'area colpi di Teulada. E allora perché si fa un decreto? Perché si fa con urgenza e straordinaria necessità un decreto per consentire la trasformazione di quelle aree in aree industriali, dove l'inquinamento può avere soglie molto più elevate, moltiplicate all'ennesima potenza? Avete scambiato anche voi, come tanti altri governi che vi hanno preceduto, la Sardegna come terra di nessuno. Terra dove si può fare tutto, dove si possono utilizzare 35.000 ettari di straordinario paesaggio naturalistico, ambientale, per scaraventare i colpi di missili, di mortai di tutti gli eserciti che arrivano in quell'area, per cancellare isolotti che vengono presi di mira e bombardati da terra, da mare e dall'aria, che vengono modificate le linee geografiche e morfologiche di quell'area della Sardegna. Ebbene, oggi vi presentate con un decreto che vuole sostanzialmente consolidare il concetto di terra di nessuno, così come è successo ieri. E colgo l'occasione per segnalare anche alla Presidenza quello che è successo ieri in Sardegna, dove l'esercito, armato di motovedette insieme alla Guardia Costiera, ha fatto allontanare dalle spiagge più belle di quella costa centinaia e centinaia di turisti, perché quelle sono spiagge vietate, violate e violentate dall'esercito. Sono violentate dagli eserciti del mondo che vanno lì, in quelle spiagge, a conficcare missili, così come si può vedere dalle immagini che sono facilmente ritrovabili in tutti i motori di ricerca. Ebbene, perché sono vietate? Perché dice ieri con un ridicolo comunicato stampa il comando della difesa, sono aree che mettono a rischio, a repentaglio chiunque le frequenti. E perché le mettono a rischio? Perché non si sono fatte dal 1954 ad oggi nessun tipo di bonifica. Lo Stato utilizza quella terra di nessuno per consumare armi. Tutti sanno che lì non si fanno esercitazioni, tutti sanno nel sistema degli armamenti che lì si consumano armi, che lì dentro c'è un consumo di armi funzionali ai produttori di armi che utilizzano quell'area per sperimentare le più criminali armi di guerra, armi che lo Stato italiano non può utilizzare, perché il nostro Paese ha una regola costituzionale che gli impedisce di andare in guerra e che gli impedisce di utilizzare quel tipo di munizioni e di missili che vengono utilizzati. E poi
capita per esempio che qualcuno pianifichi anche l'arrivo dei missili che vengono utilizzati in questi giorni nel conflitto israeliano-palestinese, che vengono sperimentati in Sardegna. C'è l'indignazione generale, ma l'indignazione generale deve essere a monte dell'utilizzo di una porzione della nostra terra, di quella che può essere considerata terra d'Italia secondo alcuni e secondo me terra di Sardegna, che non può essere certamente violentata in quel modo. Una cacciata militare, quella di ieri, vergognosa, indegna, che ha visto un dispiegamento mediatico, comunicazionale del Ministero della Difesa davvero scandaloso. E lì i missili piazzati, e oggi qui in questa Camera a chiedere di condonare quell'inquinamento che preclude e che vieta quelle spiagge alla Sardegna, ai sardi, all'universo mondo di un patrimonio naturalistico straordinario. Ma se c'è torio, per quale motivo bisogna condonare? Per quale motivo bisogna nascondere questo inquinamento di Stato? E non invece prendere atto di quello che è successo, di quello che è stato, e davvero dare la possibilità a una terra come la Sardegna di avere delle risposte puntuali sul piano delle bonifiche, innanzitutto, e della riconversione, perché non è pensabile che la Sardegna abbia il 65% delle basi militari italiane allocate nei suoi propri territori. Non è pensabile. Ed è immorale che la conferenza presieduta dal ministro Pinotti abbia portato a un ridicolo mancato accordo con la Regione Sardegna, erano già d'accordo per non firmare, ma che nel contempo consente a settembre di far ripartire, come se niente fosse accaduto, quelle esercitazioni militari a inquinare, a devastare l'ambiente, soltanto per fare un regalo alle lobby che producono armi nel nostro Paese, armi che dimostrato sono e contengono uranio impoverito e torio, cioè materiali radioattivi che provocano e hanno generato malattie mortali per decine e decine di militari del nostro Paese. Tutto questo non può essere sottaciuto. Se questo governo del decreto delle nutrie e dei roditori vuole consentire ancora ai roditori che utilizzano quelle aree per consumare denaro pubblico, per consumare armi, lo facciano pure, ma noi abbiamo il dovere di denunciarlo e di denunciarlo in quest'Aula parlamentare, ben sapendo che tutto questo non può essere tollerato e che la Procura della Repubblica ha il dovere di intervenire rapidamente, non congegnare azioni di bonifica. La Procura della Repubblica, se c'è inquinamento, se c'è distruzione ambientale, ha il compito, rispetto al 733 bis del Codice Penale, di intervenire per disastro ambientale, perseguire il reato e arrivare anche alla causa civile per il risarcimento danni per quel territorio che è stato violentato appunto da molti decenni di utilizzo delle basi militari. E questo è un tema che non può essere sottaciuto. Lo si fa ad agosto, non è un caso. In tutti i casi in cui la Sardegna è stata depredata dalla chiusura delle attività minerarie per arrivare alla petrolchimica, il mese di agosto è quello principe, perché tutti sono in vacanza, perché si pensa che il silenzio dei media possa consentire di far passare scandali come quello che oggi voi vi accingete a proporre per giunta apponendo la fiducia. Si dirà, ma abbiamo introdotto la lettera A che consente di avere un range su cui consentire la valutazione del grado di condono. Ridicolo. Aver detto al Ministero della Difesa, perché così è scritto, con uno o più decreti del Ministero della Difesa viene disciplinato il nulla osta all'esercizio di impianti di trattamento e di disinquinamento, cioè lo fa il Ministero della Difesa. E il Ministero dell'Ambiente dove è finito? Abbiamo commissariato anche il Ministero dell'Ambiente. Si occupa di disinquinamento il Ministero della Difesa, che lo fa con più decreti. E lo fa, avete scritto inizialmente, applicando la colonna B, che era quella delle aree industriali, quindi con una soglia elevatissima sul piano appunto degli elementi inquinanti. E poi avete detto, cercando un ridicolo accordo in Commissione, mettiamo anche la lettera A. E quindi vuol dire che sostanzialmente la Difesa dovrà scegliere se c'è molto inquinamento,
applica la tabella B, cioè del massimo inquinamento possibile. Se c'è poco inquinamento, applica la tabella A, dove c'è previsto poco inquinamento. Quindi un decreto fatto ad uso e consumo di coloro che da inquinatori diventano controllori e controllati. Tutto questo è immorale e assolutamente inaccettabile.